Buongiorno a tutti, eccoci qua per i nostri 3 laboratori guidati sulle piante tintoree e sui vari procedimenti utilizzati per la tintura naturale. Qui davanti possiamo vedere una carrellata di alcuni procedimenti che sono stati realizzati con 3 vegetali diversi e utilizzando tecniche completamente diverse. Sono prove eseguite su fibre tessili di origine sia vegetale che animale, quindi abbiamo situazioni, tinture fatte su cotone, lino, canapa per quanto riguarda le fibre tessili vegetali e seta e lana per quanto riguarda le fibre tessili animali. Possiamo vedere i risultati ottenuti dalle varie lavorazioni e in particolar modo vi sottolineo quello che sarà poi anche il nostro percorso nei 3 laboratori programmati. Abbiamo la presenza, l'utilizzo del Phaseolus vulgaris varietà Borlotto, che è un legume, è un vegetale diffuso praticamente in tutto il mondo, e otterremo delle colorazioni particolari sulla lana lavorando con dei bagni a caldo e con l'utilizzo di mordente. Qui invece abbiamo alcuni risultati ottenuti con l'Allium cepa, ovvero la cipolla. Anche qui in questo caso stiamo parlando di un vegetale diffusissimo su tutto il pianeta, quindi reperibile ovunque. Le varie varietà di cipolle ci danno la possibilità di ottenere risultati splendidi, vediamo qua alcuni esempi, e lavoreremo su della fibra di cotone, lavorando con dei bagni solari e senza alcun utilizzo di mordente. Per ultimo abbiamo questi campioni di sete, lane, cotoni, linee e canape che sono state tinte con procedimenti diversi grazie all'utilizzo, lo vediamo qui, di legno. Questa è segatura di platano e scarti della lavorazione di falegnameria, e lavoreremo su della seta lavorando con assenza di mordente e con bagni a freddo. Infine qui abbiamo un esempio di utilizzo di lane tinte con tutti questi 3 colori estratti dai vegetali e realizzato un tessuto a feltro, così abbiamo anche l'utilizzo finale del risultato del nostro lavoro. Bene, ora vediamo l'attrezzatura del tintore, attrezzatura usata in generale per le nostre fasi tintore. Prima di tutto un fornellino in genere elettrico, ma può essere anche il fornello di casa se vi è comodo, forbici, comunissime forbici usate allo scopo domestico, ma possono essere anche delle forbici da potatura, coltello, bacinella e secchio per tutte le fasi di risciacquo e di ammollo dell'acqua, dei vegetali e delle fibre, delle pentole. Se avete pentole vecchie vanno benissimo, l'importante è che le destinate esclusivamente all'utilizzo dei vostri procedimenti tintori. Possono essere in acciaio oppure possono essere anche delle pentole smaltate, l'importante è che il rivestimento interno sia ancora perfettamente integro, perché se ci sono delle parti metalliche che vengono a contatto con i vari materiali potrebbero in qualche modo influenzare la tintura e il risultato finale creando delle macchie. Poi abbiamo un colino, un cucchiaio che può essere di plastica, di legno, bacchetti di vetro o delle pinze, il termometro, quello comunemente usato in cucina, una bilancia che vi dà la possibilità di misurare anche piccoli quantitativi di materiale, una caraffa graduata per avere la quantità dell'acqua o dei liquidi utilizzati, dei vecchi asciugamani, una cassettina della frutta, della verdura che usandola rovesciata ci può essere utile per poter mettere il materiale ad asciugare, grembiule, guanti. Ecco, qui abbiamo la carrellata dell'attrezzatura indispensabile per il tintore. Bene,
Iniziamo con il primo laboratorio che sarà concentrato sull'utilizzo del fagiolo, questo è il Phaseolus vulgaris varietà Borlotto, e l'utilizzo della lana che sarà tinta con l'utilizzo di mordente e con bagno a caldo. Bene, cosa ci serve? Della lana in fiocco, del sapone di Marsiglia naturale, dei mordenti, nel caso specifico useremo il solfato di alluminio e di potassio, conosciuto anche come allume di rocca, e del bitratato di potassio, conosciuto anche come cremor tartaro. Fagioli, questi sono i Phaseolus vulgaris varietà Borlotti, ma possiamo usare qualsiasi tipo di fagiolo. Abbiamo della lana in fiocco, della lana che è stata tosata, quindi è il ricavato del lavoro di tosatura, ed è stata anche già lavata nelle parti per togliere le parti di grasso e di sporco presenti naturalmente sul vello. In ogni caso dobbiamo procedere all'operazione di lavaggio, perché dobbiamo far sì che se ci sono sostanze sporche o sostanze strane, queste possano essere eliminate. Qualora ci fosse la presenza di piccoli elementi vegetali, è a nostra scelta lasciarli o meno, anche perché in un secondo momento, con la fase della cardatura, tutte queste parti, questi piccoli frammenti di vegetali verranno eliminati. Bene, prima di tutto pesiamo la nostra fibra asciutta, importante che sia asciutta, e stabiliamo il peso della fibra. Tutte le indicazioni che io vi darò saranno tutte rapportate alle fibre, a 100 grammi di fibra tessile. Quando lavoriamo sulla lana, quando lavoriamo sulla seta, quando lavoriamo sul cotone dei nostri 3 laboratori, tutte le indicazioni che vi darò saranno per 100 grammi di fibra tessile pesata asciutta. Questo è un elemento molto importante, deve essere sempre pesata asciutta. Quindi una volta pesata, abbiamo detto 100 grammi, la mettiamo in ammollo in sola acqua di rubinetto, e la lasciamo in immersione per mezz'ora, un'ora, in modo che le fibre si preparino alla prossima fase che è quella del lavaggio vero e proprio. Lasciamola lì. Nel frattempo io prendo del sapone di Marsiglia, 100% Marsiglia, e con un coltello comincio a grattugiare del sapone. Dobbiamo raggiungere ogni 100 grammi di fibra tessile, dobbiamo mettere un cucchiaio di sapone a scaglie per ogni litro d'acqua. Quindi in base anche al volume che la nostra fibra ha, aggiungiamo l'acqua e la mettiamo nella pentola. Quindi possiamo partire con circa 4 litri d'acqua e mettiamo all'interno 4 cucchiai di sapone. Nel caso specifico io ho quantitativi più piccoli, proprio per una questione tecnica userò quantitativi inferiori, però ricapitoliamo: 4 cucchiai di sapone in scaglie per 4 litri d'acqua su 100 grammi di fibra pesata asciutta. Accendiamo il fornello e prepariamo questa specie di saponaria che ci servirà per cogliere e fare il bagno alla fibra precedentemente messa in ammollo. Quando abbiamo ottenuto proprio questa saponaria, questo sapone sciolto nell'acqua, l'importante è che non sia caldo, cioè abbiamo acceso il fornello ma la temperatura dell'acqua deve essere ancora ambiente,
e prendiamo la nostra fibra precedentemente lasciata in ammollo per almeno mezz'ora, ma può essere anche un'ora, e con delicatezza la raccogliamo e la mettiamo nella pentola. Teniamo controllata la temperatura con il nostro termometro in modo che non superi mai i 50 o al massimo 60 gradi, e dopo circa un'ora spegniamo il fuoco e lasciamo riposare finché la temperatura si abbassa. La cosa importante è non creare degli shock termici alla lana. Noi dobbiamo rimanere su una differenza di al massimo 30 gradi o portare lentamente la temperatura della lana ai nostri 50-60 gradi, quindi non deve essere una cosa repentina, ma una cosa molto lenta. Spegniamo il fuoco, lasciamo lentamente raffreddare, dopodiché, una volta raffreddato, sciacquiamo sempre con molta delicatezza con dell'acqua pulita. Sciacquiamo più volte. Se per qualche motivo dovessimo notare che la lana è ancora sporca, ripetiamo l'operazione. Sciacquiamo più volte e poi mettiamo la lana ad asciugare, a mescolare sulla nostra cassettina della frutta o su un piano comunque orizzontale. Adesso procediamo alla mordenzatura della nostra lana. La mordenzatura consiste nell'utilizzare delle sostanze che permettono al colore di fissarsi sulla nostra fibra tessile. Nel caso specifico useremo questi prodotti, il cremor tartaro e l'allume di rocca. L'allume di rocca è un solfato di alluminio e di potassio, è un sale, colore biancastro traslucido, inodore, che si scioglie in acqua. In passato veniva estratto dai giacimenti vicino alle aree vulcaniche, mentre oggigiorno viene prodotto a livello industriale. Questo invece è il bistartato di potassio, è uno scarto della lavorazione durante le fasi di vinificazione ed è praticamente un agente lievitante. Lo si utilizza nel settore alimentare proprio per la lievitazione, lo si trova normalmente, nei negozi che vendono prodotti alimentari, chiamato comunemente cremor tartaro. Le dosi che useremo, sempre rapportate per 100 g di fibra pesata asciutta, sono 6 massimo 10 g di cremor tartaro, e qualora vengano associati insieme, quindi qualora il cremor tartaro venga utilizzato insieme al solfato di alluminio e di potassio, il quantitativo di quest'ultimo non deve superare i 20 g ogni 100 g di fibra tessile pesata. Il quantitativo per i 100 g, il quantitativo d'acqua per i 100 g sono sempre i 4 litri d'acqua. A questo punto prima mettiamo il cremor tartaro, quindi si vanno a pesare quelli che sono i 6 grammi, e ripeto, nel nostro caso specifico mettiamo quantitativi minori perché la fibra utilizzata ha quantitativi minori. Mettiamo l'acqua e sciogliamo appunto il nostro cremor tartaro. Lo possiamo fare tranquillamente a freddo, sempre per cercare di evitare di creare shock termici alla lana. Quando è sciolto, pesiamo il nostro allume di rocca, arrivando al massimo ai 20 grammi, e lo aggiungiamo l'acqua e
mescoliamo per aiutarlo a sciogliersi. Dicevo prima, arrivare ai 4 litri d'acqua. E aggiungiamo la nostra lana che è stata precedentemente lavata e sciacquata e brevemente sgocciolata. A questo punto, una volta immerso nel liquido, accendiamo il fornello, teniamo sempre controllata la temperatura, muovendo lentamente la fibra nella pentola. Dopo circa un'ora spegniamo il fuoco e lasciamo riposare per circa 24 ore. Ora procediamo alla preparazione per l'estrazione del colore dal nostro vegetale, che nel caso specifico sono questi fagioli vulgaris varietà borlotto, ma possiamo usare qualsiasi varietà di fagiolo. Procediamo alla sgranatura, quindi poi utilizzeremo per le nostre ricette culinarie i fagioli e utilizzeremo lo scarto, cioè i baccelli. Se vedete che qualche fagiolo è brutto, lo potete buttare insieme ai baccelli e sfruttare la capacità del principio colorante presente anche nel vegetale e nel legume. Il quantitativo, sempre rapportato ai nostri 100 grammi di fibra tessile, nel caso specifico sarà la lana. Quindi ogni 100 grammi di lana, ripeto sempre pesata asciutta, noi utilizzeremo 300 grammi di baccelli di fagiolo freschi oppure 150 grammi di baccelli essiccati. Dopodiché, quando abbiamo ottenuto abbastanza materiale, procediamo a tagliuzzarlo, quindi lo pesiamo. Qui sto simulando perché ovviamente, come vi dicevo, sto usando un quantitativo di lana inferiore. I fagioli li lasciamo interi, quelli che destiniamo alla tintura, e cominciamo a tagliuzzare con un paio di forbici il nostro materiale vegetale. Pezzettini circa di un mezzo centimetro, un centimetro, a vostra discrezione. Se avete pazienza li fate piccoli piccoli, altrimenti li tenete un po' più grandi. Raggiunto il quantitativo desiderato, li versiamo nella pentola, ci aggiungiamo dell'acqua. Per i nostri 300 grammi possiamo mettere all'interno 3 litri e mezzo d'acqua e lasciamo macerare per circa 24 ore. Passato questo tempo, quindi dopo le 24 ore di macerazione, anche in un ambiente caldo, se avete la possibilità di lasciare al sole o vicino a una stufa, mettiamo sul fuoco la nostra pentola, accendiamo il fuoco e facciamo sobbollire per circa un'ora, un'ora e mezza il nostro materiale vegetale. Bene, dopo aver lasciato sobbollire il materiale, spento il fornello, lasciato riposare ancora 24 ore, a questo punto filtriamo, cioè separiamo il bagno colore ottenuto dalla parte vegetale, pentola, colino, e vedete, questo è il risultato del lavoro fatto. E adesso vado a filtrare questo liquido apparentemente dal colore insignificante.
mettiamo qui. Rimettiamo la nostra pentola sul fornello e andiamo a prendere la lana che ieri abbiamo mordenzato e che abbiamo lasciato riposare per 24 ore. Diamo una breve sciacquata per togliere il mordente in eccesso e vado a immergere la mia lana nella pentola. Riaccendo il fuoco e porto lentamente la temperatura a circa 90 gradi, quindi non porto mai in ebollizione il mio bagno di colore, mescolando sempre con molta delicatezza e lasciando comunque che le fibre si muovano liberamente nel bagno di colore. Teniamo sul fuoco circa un'ora. Dopodiché spegniamo il fuoco e lasciamo di nuovo riposare per altre 24 ore. Ecco, siamo alla conclusione. Dopo le 24 ore possiamo estrarre la nostra lana tinta, sgoccioliamo, facciamo alcuni risciacqui che io in questo momento farò qui in questo secchio di plastica, ma che possiamo fare tranquillamente sotto un rubinetto, sempre con molta delicatezza, e si sciacqua fino a quando non c'è più residuo di colore nell'acqua. All'ultimo risciacquo possiamo aggiungere dell'aceto di vino, preferibile aceto di vino bianco oppure aceto in alcol che è completamente incolore. Aggiungiamo 2-3 cucchiai ogni litro d'acqua e usiamo questo sciacquo finale a base di aceto per aiutare ulteriormente, scusatemi, a fissare il colore. Quindi aggiungiamo l'aceto, lo lasciamo alcuni minuti, estriamo la nostra lana, sempre trattandola con molta delicatezza, e la possiamo appoggiare su questa cassettina che vi ho indicato prima ad asciugare. Qui vediamo, attraverso lo stesso procedimento tintorio, la lana tinta con i baccelli del fagiolo. Qui è ancora bagnata e qui la vediamo asciutta per il passaggio finale. È buona norma non metterlo asciugare al sole, ma in un luogo ombreggiato, e lasciare che la lana lentamente si asciughi. Dicevo prima che possiamo usare qualsiasi varietà di fagiolo. Il fagiolo è un legume diffuso in tutto il mondo. Le varietà che noi conosciamo, quelle più utilizzate, sono originarie dell'America centrale, sono arrivate in Europa con la scoperta dell'America e hanno soppiantato quello che era il genere fagiolo vigna, distribuito e diffuso in tutta Europa, anche perché sono dei legumi quelli di origine americana, sono quelli con maggior anche resa produttiva. Però le varietà che noi troviamo a livello commerciale in tutto il mondo sono tutte ottime per l'utilizzo per quanto riguarda tintorio, ottenendo ovviamente in base alle diverse ricette, alle diverse sistemi di mordenzatura, possiamo ottenere colorazioni diverse, come abbiamo visto nella carrellata iniziale.